Buonasera a tutti. Allora, questa sera farò gli onori di casa e quindi parlerò a nome, farò le veci di Vincenzo Luciani e in qualche modo rappresenterò tutta la giuria di cui mi onoro di far parte. Facciamo speditamente, affrontiamo il reading di questa sera, ma prima di iniziare la lettura e l'incontro con gli autori ci preme che rivolgessimo il nostro commosso minuto di silenzio agli amici che nel corso di quest'anno ci hanno lasciati. Innanzitutto la poetessa Annelisa Di Gregorio, che l'anno scorso è stata la vincitrice del premio Schitella, è scomparsa subito dopo. Il poeta e maestro Franco Loi, uno dei massimi poeti del Novecento italiano, in lingua e in dialetto, di cui si ricordano due memorabili reading a cui partecipò a Schitella nel 2004 e nel 2009. È stato anche candidato al Nobel per 3 anni tra gli autori italiani. Il nostro primo presidente della giuria, che è scomparso di recente, il professore Dante della Terza. Infine il poeta dei due mondi, Joseph Tusiani. Grazie. Anche quest'anno, nella 18ª edizione del nostro premio, sono state numerose le raccolte inedite provenienti da quasi tutte le regioni italiane, a confermare del livello e del prestigio che il premio si è conquistato in tutta Italia, penisola, viene da dire, ma anche e soprattutto le isole. Grazie al valore anche della giuria, composta dai presidenti onorari Franzo Grande Stevens e Dante della Terza, dal il nostro presidente Rino Caputo, Anna Maria Curci, Vincenzo Luciani, Giuseppe Massara, Cosma Siani, Marcello Todonio e chi vi parla, Manuel Corri. Patrizia Sardisco è risultata la vincitrice della 18ª edizione del premio Schitella Pietro Giannone 2021 con la raccolta Semina Rinverno, Semina d'inverno, in dialetto siciliano dell'area palermitana. Secondo classificato è Nevio Spadoni con la silloge Lincozan, Lincudine, in dialetto romagnolo di area ravennate. Terzo classificato Antonio Madamma con la raccolta Bestiulin nel dialetto senigallese di Ancona nelle Marche. La scelta dei vincitori è stata operata dalla giuria dopo una selezione delle raccolte poetiche, una selezione in cui abbiamo scelto 11 finalisti, di cui facevano parte, oltre ai vari vincitori, i poeti Fabio Biasio dal Veneto, Marco Carbone nel dialetto genovese, Nicola Grato del dialetto palermitano, Gianni Iasimone di Pietravairano nell'Alto Casertano, quindi Campania, Edoardo Penoncini, dialetto emiliano della zona ferrarese, Grazia Scuderi, dialetto siciliano dell'area catanese, Giampaolo Serra in sardo, Pietro Stragapede, dialetto di Ruvo di Puglia. Questa sera abbiamo con noi 3 vincitori a cui si sono uniti Gianni Iasimone e Grazia Scuderi, che abbiamo il piacere di avere qui e di ascoltare dalla loro viva voce e nei loro dialetti alcuni dei testi tratti dalle raccolte inedite che potete seguire sulla rivista, che è questa qui, che avete immagino quasi tutti tra le mani, Periferie, col numero 9899. Ci accingiamo a festeggiare il 100° numero, che è un traguardo veramente notevole. Quindi pongo intanto come per accogliere i vincitori, i finalisti, con un nostro applauso di benvenuto.
I testi in italiano saranno letti da Anna Maria Curci, da Anna Maria Agricola, che non vedo qui al tavolo, da Licia Novaga e Maria Antonietta Di Sabato, sono tutte qui, leggeranno. Iniziamo con il reading e invito la prima, che è Maria Grazia Scuderi, finalista. Grazia Scuderi, vieni. Ripeto brevemente il curriculum che ho sotto gli occhi: avvocato, nato a Catania negli anni 60, pubblicato per le edizioni Rosenberg e Sellier in quaderni di sociologia, politiche di sostegno al reddito dall'assistenza alle politiche attive, il saggio dal titolo L'ascensore come situazione sociale problematica. Ha pubblicato la plaquette di poesia in italiana Armonie e dissonanze nel 2014 e in dialetto Ciriminacchi presso le edizioni 900, prestigiose edizioni 900 nel 2019, ed è una redattrice di una rivista molto bella, piccola ma importante, che si fa a Catania con Renato Pennisi e tanti altri, che si chiama La Terrazza. Il suo testo in italiano sarà letto da Anna Maria Agricola. Vieni Anna Maria Agricola. E una parola, questa sera dirò una parola per ogni poeta, ma una parola una. Allora, che cos'è la poesia e qual è il valore della poesia? Beh, insomma, è aprire una vecchia cassa, un vecchio scatolone, trovare tra le tante cose qualcosa che respira, che viva, che vola, che è tenue. È a Pudduredda Celesti, è la farfallina celeste. Forse è una tra le immagini più delicate, più sensibili della memoria, delle cose che ci accompagnano nella vita, ma è anche un'immagine emblema della poesia. Anna Maria legge prima in italiano, così per tutti sarà più facile seguire, e poi grazie a Scuderi legge. La farfallina celeste. Cerco in questa vecchia cassa, muovendo le dita, le carte scolorite, le stoffe colorate, trottole di legno, cotone per ricamare, conservati perché magari servono. Oggi è uscita una farfallina con le ali celesti. Trovo cose sempre diverse. Quando si smuove la vita, esce sempre la novità. A Pudduredda Celesti. Cerco da sta vecchia cascia, arrivinando cheita, i carte scolorate, i pezzi accolorati, tuppettoli di legno, cottoni per raccamare, salvati, perché magari ragiono. Oggi nasce una Pudduredda con la celeste. A trovo cose sempre diverse. Quando si smuove la vita, nasce sempre novità. Grazie a Scuderi, e ci siamo conosciuti solo oggi ed è un grande piacere per me, ma credo per tutti, ascoltarti e averti qui oggi, domani e anche in futuro. Grazie. L'altro finalista che abbiamo il piacere di presentare questa sera è Gianni Iasimone. Gianni Iasimone è un poeta, performer, attore, regista, fotografo, autore di video e testi teatrali, studioso di tradizioni popolari, nato nel 1958 a Pietra Vairano, un piccolo centro dell'Alto Casertano, laureato al DAMS con Giuliano Scabbia all'Università di Bologna, imperdonabile, all'Università di Bologna, ha conseguito un master in poesia contemporanea presso l'Università di Urbino. Ha pubblicato numerose raccolte, tra cui La memoria facile, con disegni di Carmelo Sciascia a Piacenza nel 91, nel 2005 Il poeta metafisico, Il mondo che credevo, per Moby Dick, un
libro notevole, un libro importante in lingua italiana che ha ricevuto molte recensioni, molte segnalazioni critiche ed è stato finalista al premio Pascoli, uno dei premi più prestigiosi che c'è in Italia, e nel 2012 pubblica Chiavi storte, sempre con Moby Dick, che è una casa editrice di Faenza che non esiste più perché purtroppo il direttore non c'è più, ma erano edizioni, gli editori e i curatori, tra cui Nadiani, non ci sono più, una delle edizioni più attente alla poesia in dialetto, alla poesia italiana, la migliore poesia degli anni 80-90 che c'era. Il recente canzoniere La quintessenza per Arcipelago Itaca Edizioni, su anche saggio di critico Contano Conto, il racconto orale come strumento creativo e comunicativo, pubblicato da Caramanica nel 2002. È attivo come operatore culturale, collabora con alcune riviste importanti online ed è tra i fondatori dell'associazione Microcosmos di Rimini, dove attualmente vive. Microcosmos, sono stato anche ospite di Microcosmos. Che dire di Gianni Simone? È un poeta elegante, un poeta forte, è un poeta di natura e di grande cultura, è un poeta pietroso come la terra da cui proviene, è un poeta intenso, lo sentiremo ascoltare e ci offre nella sua poesia immagini che ci segnano e ci colpiscono e che restano nella nostra memoria come la forza e la potenza a volte della poesia, come questa immagine di una terra che in lui è simboleggiata e che in lui rappresenta una sorta di bufala sospesa nel fango. Questa è un'immagine meravigliosa della poesia e della sua terra. Gianni, dunque la tua poesia verrà letta da Anna Maria Curci prima e poi tu leggerai. Grazie. Le stelle spente. Quando arrivi al crepuscolo sulla vecchia strada per la stazione, prima dell'ultima curva, il paese, nascosto dietro lo sperone del Calvario, in alto, sulla montagna dei nostri giochi, all'improvviso appare abbandonato, come dopo un cataclisma, ma è solo un'impressione. Più vicino si vede che il paese più recente si stende soprattutto in pianura, come una bufala sul fango, sospesa senza fondamenta per le stelle spente. E stella stutata. Quando arrivi prima fa sera, la via vecchia la stazione, prima e l'ultima curva, il paese, è nascosto, a rete sassone ru Calvario, auto, coppa a montagna remazzia nostra, all'intrasatta compare abbandonato. Come roppa hanno cataclisma, ma è solo un'impressione. Più vicino, sapere il paese è nuovo, che si stende soprattutto per la pianura, come una naufara coppa lota sospesa, senza fondamento per stella stutata. Grazie a tutti, grazie a Manuel per le parole così gentili e grazie per questa bellissima situazione.